Buongiorno a tutti, sono Quinta Valle Tommaso, istruttore WISP. Vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto Ogni Passo Conta, progetto della WISP, che oggi in via eccezionale si terrà senza partecipanti. La nostra lezione inizia in piedi, ormai da un po' di lezioni cerchiamo di fare tutto il riscaldamento in piedi, ma sapete che potete sempre fare gli esercizi che vi propongo anche da seduti. Si parte dall'alto, quindi andiamo a scaldare il collo con i movimenti della testa, tenendo le spalle rilassate, ferme. Ruotiamo il capo e andiamo prima a guardare da un lato e poi lentamente, ripassando per frontale, guardiamo dall'altro lato. Ripetiamo questo movimento un po' di volte, senza fretta. Delicatamente. Magari provando a aumentarne un pochino l'ampiezza, andare col mento a puntare la spalla, con lo sguardo, oltre a guardare a lato, proviamo magari a guardare con la coda dell'occhio dietro di noi alle nostre spalle. Ancora qualche movimento. E poi, sempre rimanendo con i movimenti del capo, andiamo a guardare su verso l'alto e poi giù verso il basso. Guardiamo quindi un po' verso il soffitto senza sforzare. E poi al contrario andiamo giù, proviamo a guardarci tra le punte dei piedi e di nuovo alterniamo questi due movimenti con calma, senza fare appunto movimenti bruschi con la testa, sentendo come i muscoli del collo pian pianino si allungano davanti e soprattutto quando andiamo a guardare giù proviamo a spingere bene la testa e il capo verso terra, si allungano i muscoli del collo posteriormente. Concludiamo i movimenti del collo con un esercizio più completo, sempre mantenendo le spalle rilassate. Guardiamo prima verso l'alto e poi scendiamo con lo sguardo lateralmente per poi portarlo giù verso il basso e risalire dall'altro lato. In questo modo andiamo a disegnare una specie di cerchio con la punta del naso, o meglio una spirale, perché questo movimento circolare un po' alla volta proviamo ad ampliarlo, a renderlo sempre più ampio, avendo l'accortezza ogni 2 o 3 giri di cambiare il verso dell'esercizio. In questo modo attiviamo bene la muscolatura in modo simmetrico ed evitiamo anche o ritardiamo quel fastidioso senso di vertigine che può derivare da un movimento del capo molto ampio. Ultimi movimenti, ultimi giri e torniamo con la testa e con lo sguardo frontali. Scendiamo lungo il nostro corpo, andiamo a mobilizzare un po' le spalle, lo facciamo con qualche movimento molto dolce e libero delle spalle, possiamo muoverle in alto, in basso, prima una, poi l'altra o anche assieme, indipendentemente l'una dall'altra o anche facendoli fare lo stesso movimento. È un primissimo esercizio, serve per attivarci, renderci conto di dove sono le nostre spalle, che siano sempre ben attaccate al corpo, e poi
cambiamo la consegna facendo dei movimenti obbligati. In particolare proviamo, mantenendo le braccia rilassate lungo il corpo, a spostare le spalle verso l'alto, farle salire avvicinandole alle orecchie, e poi giù verso il basso le allontaniamo dal capo e anzi avviciniamo le punte delle dita al terreno e riprendiamo a salire, portiamo su, poi lentamente tanto la salita quanto la discesa la controlliamo e andiamo a spingere verso il basso. Alterno questi movimenti facendo qualche altra ripetizione. Senza irrigidirsi troppo, è più un movimento di riscaldamento, e poi con qualche movimento per sciogliere andiamo a cambiare la direzione del movimento delle nostre spalle, passando a un movimento che passa da avanti a dietro. Per farlo ci aiutiamo con le mani che ci guidano. Man mano che allontano le mani dal petto, tenendole all'altezza delle spalle, le spalle stesse si avanzano, si allontanano un po' dal corpo. Al contrario, quando torno indietro, tenendo i gomiti alti, allargo il petto e porto le spalle all'indietro. Proseguo alternando questi due movimenti. Spingo con le mani in avanti e poi allargo i gomiti e apro il petto, portando le spalle all'indietro. Posso unire la respirazione a questo movimento, verrà anche naturale inspirare e riempire i polmoni quando il petto è aperto, mentre al contrario, quando spingo in avanti con le mani, chiudo il petto, butto fuori l'aria. La respirazione segue, il flusso dell'aria segue il movimento delle mani. Entra quando le mani si avvicinano al corpo ed esce quando le mani si allontanano dal corpo. Ancora una ripetizione e andiamo a rilassare e sciogliere le spalle. Qualche movimento libero quindi, e poi portiamo entrambe le mani vicino alle spalle e utilizziamo questa volta i gomiti come riferimento per dei movimenti sempre circolari ma più ampi. Partendo con i gomiti che puntano giù verso il basso, proviamo a portarli entrambi all'indietro e quindi a salire posteriormente. Andiamo su verso l'alto per poi riportarli in avanti e questa volta scendere. Il movimento quindi richiede di salire all'indietro, portarli in avanti e quindi scendere. Iniziamo con un movimento breve, senza sforzare, e poco alla volta possiamo provare a ampliare il movimento facendo fare più spazio, una corsa maggiore ai nostri gomiti e quindi alle nostre spalle, e in particolare pensare di aprire bene il petto come nell'esercizio di prima, portare i gomiti su verso l'alto e quando scendiamo in avanti avvicinarli anche tra di loro davanti al petto. Ancora qualche movimento, provando a fare attenzione ad avvicinare il più possibile i gomiti, quasi a toccarsi tra di loro. E poi andiamo a rilassare. Ritorniamo con le mani vicino alle spalle per rifare lo stesso esercizio ma cambiando la direzione del movimento. Quindi i gomiti che adesso puntano come prima verso il basso salgono davanti al corpo per raggiungere una posizione alta e scendere posteriormente, il contrario rispetto a prima. Salgo davanti, apro e scendo dietro. Manteniamo lo stesso movimento invertendo il giro. In questo caso possiamo fare attenzione
a quando saliamo con i gomiti, a portarli su bene alti e ad aprire dietro, quasi come se ci stessimo stiracchiando la mattina, aprire il petto, allargare i gomiti, allargare le spalle e scendere posteriormente. Ancora qualche ripetizione, se riusciamo a fare un movimento bello ampio. E di nuovo giù a rilassare. Rimaniamo sempre sulle spalle, facciamo un bel riscaldamento, lo facciamo durare anche un pochino di più. Un movimento, una spalla alla volta, così da riuscire a massimizzare l'ampiezza, e lo faremo partendo io partirò dalla spalla destra, pensando di sciogliere la spalla, che non sia rigida, e col braccio disteso iniziare portando la mano dietro al corpo, facendola quindi salire e puntare su verso l'alto, per poi scendere davanti. Il braccio è quasi disteso, non serve averlo rigido, ma pensiamo con la mano di andare a occupare più spazio possibile. Magari non al primo movimento, neanche al secondo, ma con le ripetizioni proviamo ad aprire bene, a puntare su verso l'alto, a scendere con la mano davanti al corpo e poi aprire tutto e salire con la mano posteriormente. Ecco che il movimento va a coinvolgere anche il busto, che ruota, fa avanzare la spalla e poi la fa indietreggiare per lasciare più spazio per aprire bene nella salita posteriore. Scendo col braccio, rilasso e cambio lato. Di nuovo, braccio disteso anche se non rigido, salgo con la mano dietro al corpo, vado verso l'alto e scendo in avanti. Riparto con dei movimenti brevi che non sono esagerati, che non danno sforzo e fastidio alla spalla, e se il corpo me lo concede, come nell'esercizio di prima, aumento piano piano l'ampiezza di questo movimento. Inizio quindi a spingere con la mano su verso l'alto, scendo bene davanti al corpo per poi provare a salire aprendo posteriormente. Di nuovo il busto partecipa al movimento. Ruotando le spalle posso portare la spalla posteriormente, quindi aprire bene, andare indietro, spingere su verso l'alto e scendere con la spalla in avanti. Ancora qualche movimento bello ampio e poi giù il braccio a rilassare. Sciogliamo entrambe le spalle e andiamo a concludere il riscaldamento per questa parte del corpo con un ultimo esercizio, sempre fatto a braccia distese. Questa volta le mani e le braccia si muovono assieme, saliranno entrambe in avanti, si porteranno all'altezza delle spalle per poi proseguire, salire su verso l'alto e aprirsi all'esterno posteriormente se riusciamo. Si raccolgono vicino al corpo e di nuovo salgono davanti, vanno su bene verso l'alto e poi scendono lateralmente. Se riusciamo proviamo ad alzare bene le mani e andare a guadagnare spazio non solo in alto ma anche posteriormente. Ancora qualche movimento bello ampio. E poi possiamo finalmente riposare le braccia, lasciandole giù basse, andando a sciogliere le spalle. Albicocca. L'albicocca è indicata in caso di problemi dovuti alla carenza di vitamina A.
È utile per prevenire l'eccesso di radicali liberi, che è alla base dei processi di invecchiamento e trasformazione cellulare, per aumentare così le difese immunitarie e stimolare l'appetito. L'albicocca inoltre è da sempre considerato un toccasana contro ristagni e gonfiori che ne conseguono, in quanto fonte ricchissima di potassio, che è il sale minerale drenante per eccellenza. E concentrarci sul resto del corpo. Andiamo a scaldare la parete addominale, quella posteriore dorsale, facendo delle torsioni del busto che coinvolgono sia il movimento del capo ma anche quello delle spalle. Per cui andiamo a ruotare la parte superiore del corpo, le spalle e lo sguardo in modo solidale, volgono a un lato, per poi lentamente tornare indietro, ripassare per la posizione frontale e girarsi, volgersi dall'altro lato. Lo facciamo lentamente questo movimento, l'obiettivo non è, adesso non abbiamo fretta, l'obiettivo non è correre, è concentrarci sul movimento e durante la torsione sentire che si attivano gli addominali. In particolare nell'ultima parte del movimento, quando raggiungiamo la fine del movimento, dovremo sentire gli addominali lateralmente che si contraggono per permetterci di girare ancora un po' le spalle. Possiamo aumentare l'ampiezza di questo esercizio, quindi renderlo un pochino più impegnativo, andando a ruotare le spalle e alla fine anche con lo sguardo guardare dietro di noi. Per cui ruoto bene con le spalle, con la testa e non fermo il movimento, ma anzi cerco con lo sguardo di guardare proprio dietro di me, così da obbligare il resto del corpo a seguire il movimento e aumentare un pochino l'ampiezza di queste torsioni. Un ultimo movimento e torniamo frontali. Continuando a scendere, posizioniamo quindi le mani sul bacino per andare a eseguire qualche movimento che attiverà i muscoli sempre degli addominali e dei dorsali, ma interesserà soprattutto il bacino e quindi anche la parte inferiore del corpo. Iniziamo oscillando brevemente con il bacino da un lato e poi dall'altro. I primi movimenti li facciamo sempre con attenzione, sempre con delicatezza e un po' alla volta sperimentiamo una posizione un po' più ampia, cercando di sentire come si allungano i muscoli del fianco. Le mani sui fianchi garantiscono più stabilità e supporto durante l'esercizio. Più sposto il bacino di lato, più allungo i muscoli del fianco, più anche le spalle si scenderanno assecondando e accompagnando il movimento di tutto il corpo. Ancora qualche movimento a ricercare un po' di più l'allungamento del fianco e torniamo su verticalmente. Uniamo a questo movimento anche un'oscillazione anteriore e posteriore del bacino, creando una sorta di cerchio. Ci spostiamo quindi di lato per poi oscillare in avanti, spostarci dall'altro lato e posteriormente. Se fossimo visti dall'alto, con il bacino andremo a disegnare un cerchio, un ovale sopra i nostri piedi. Un po' alla volta anche qui possiamo aumentare l'ampiezza di questo esercizio, sempre facendo attenzione alle sensazioni che derivano dal nostro corpo. Questo esercizio, dopo 2 o 3 giri in una direzione, possiamo cambiare il verso mantenendo l'esercizio essenzialmente invariato.
Possiamo guadagnare spazio soprattutto lateralmente e posteriormente, abbassando le spalle. Facciamo invece più attenzione quando col bacino ci spostiamo in avanti, non andiamo a caricare troppo la schiena. Ultimi giri. E torniamo stabili verticalmente. Continuando a scendere lungo il nostro corpo, quindi seguendo la nostra logica dall'alto al basso, andiamo a mobilizzare l'anca con un movimento del ginocchio e per farlo cerchiamo prima di tutto una bella posizione stabile. Se abbiamo bisogno possiamo usare una sedia, un tavolo, un qualunque supporto vicino a noi per avere più equilibrio e andiamo a sollevare il tallone mantenendo la punta a contatto con il terreno. Il ginocchio che adesso si trova davanti a noi possiamo usarlo come riferimento e portarlo all'esterno aprendo l'anca e poi chiudendo incrociamo internamente. Di nuovo iniziamo con qualche esercizio un po' più attento, un po' più delicato e gradualmente proviamo a aumentare l'ampiezza. Apriamo bene, sentiamo come si allunga la coscia internamente e poi al contrario andiamo a chiudere e sentiamo l'allungamento muscolare qui sul lato. Ultimi movimenti e cambiamo gamba. Di nuovo ricerchiamo una posizione stabile. Solleviamo il tallone mantenendo la punta a contatto con il terreno e allarghiamo il ginocchio all'esterno e lo andiamo a chiudere all'interno. Ripartendo con l'altro lato del corpo, quindi con l'altra gamba, dovremmo ripartire con calma, dovremmo rifare attenzione al movimento e un po' alla volta andare a aumentare l'ampiezza dell'esercizio. Non possiamo pretendere di ripartire con l'esercizio con la stessa ampiezza che avevamo raggiunto dall'altro lato. Ultime ripetizioni e torniamo in appoggio con entrambi i piedi. Qualche passo sul posto per sgranchire e continuando a scendere andiamo a mobilizzare la caviglia. Lo facciamo con una posizione simile a quella di prima in cui solleviamo il tallone mentre la punta resta a contatto con il pavimento, ma questa volta non è il ginocchio il nostro obiettivo, è il tallone. Il tallone infatti si allarga esternamente, scende verso il pavimento per poi traslare, tornare all'interno e risollevarsi. Facendo fare questo movimento al tallone andiamo a ruotare bene e quindi mobilizzare tutta la caviglia. Cercate sempre l'equilibrio durante questi primi esercizi in cui siamo in appoggio con entrambi i piedi ma in una posizione meno stabile. Gli ultimi movimenti, se riusciamo, li facciamo un po' più ampi, ricercando sempre la fluidità dell'esercizio. E poi, come prima, cambiamo lato. Salgo col tallone, la punta resta a terra e lo porto il tallone esternamente, lo abbasso, interno e lo alzo. Esterno e lo abbasso, interno e lo rialzo. Di nuovo un movimento completo, ampio della caviglia. Sempre con attenzione all'inizio, la caviglia tante volte si irrigidisce perché viene poco utilizzata, ma in realtà è capace di movimenti di una grande escursione.
torniamo con i piedi entrambi in appoggio, qualche piccolo passo per sgranchire e completiamo la prima parte, quindi il nostro riscaldamento, la nostra attivazione con gli esercizi per i polsi. Allo stesso modo delle caviglie cerchiamo qualche movimento che ci permetta di delicatamente andarli a sciogliere. Il primo di questi lo faremo con le mani davanti al corpo, proviamo a chiudere le dita a pugno e allo stesso tempo avvicinare un pochino le mani, il pugno al petto, per poi di nuovo distendere, quindi srotolare quasi le dita e andarle a far scendere in avanti, indicando se possibile il terreno. Richiudo, stringo il pugno, avvicino un po' al petto e poi allargo. Srotolo le dita e distendo verso il pavimento. Non serve sforzare, non serve stringere forte il pugno, è sufficiente anche semplicemente provare ad aprire e chiudere. Qualche movimento ancora. E poi, sciogliendo delicatamente, ci concentriamo su un altro movimento. Riportiamo le mani davanti al corpo, questa volta il palmo è rivolto verso terra e le dita indicano prima l'interno, quindi si ruotano verso l'interno del corpo, si indicano tra di loro per poi allargarsi e andare a indicare l'esterno. Senza sforzare, ricerchiamo un movimento sempre più ampio. Prima all'interno, con le dita che si indicano tra di loro, e poi all'esterno le dita si allontanano e indicano l'esterno. Andiamo a sciogliere un pochino, qualche movimento breve e concludiamo il riscaldamento per i polsi con un esercizio in cui le mani si aiutano, una è dentro l'altra, con le dita incrociate o anche palmo sul palmo e lentamente andiamo a flettere il polso come nel primo esercizio, farlo ruotare come nel secondo esercizio e poi contraccambiare il favore all'altra mano. Una mano piega, aiuta a piegare l'altra, sempre in un movimento delicato che un po' alla volta facciamo diventare bello fluido e ampio. Dolcemente andiamo a sciogliere le mani. Ancora qualche piccolo movimento e ecco abbiamo concluso la nostra primissima parte di riscaldamento e attivazione. Torniamo per qualche esercizio nella parte alta del corpo, riprendiamo parte di quello che abbiamo fatto durante il riscaldamento, aumentando un pochino l'ampiezza e il tipo di movimenti. Torniamo infatti con le mani sui fianchi, una posizione dei piedi stabile, quindi leggermente divaricata e un movimento adesso di un braccio alla volta che parte disteso lungo il corpo, si alza verso l'alto, cerca un punto in alto sopra la testa e poi lentamente prova a superare la verticale andando a inclinarsi e allungando il fianco. Si torna indietro sempre con attenzione. Si riporta la mano sul fianco e si ripete dall'altro lato. Distendo la mano, salgo a lato, vado su verso l'alto, vedo di cercare con le dita un punto alto sopra la testa e poi proseguo il movimento andando un pochino a inclinare il busto lateralmente e si ritorna. Importante è che l'altra mano sia sul fianco. Questo per sostenere il peso del corpo durante l'inclinazione.
Infatti quando la mano sale sopra la testa e poi si sbilancia, l'altra mano che poggia sul fianco ci garantisce stabilità. Continuo ad alternare il lato destro e il lato sinistro e un pochino alla volta, se riesco, anche aumentando l'ampiezza di questo esercizio, sempre senza sensazioni fastidiose. Rimango all'interno delle possibilità del mio corpo, ma oltre a spingere in alto provo a superare un pochino la testa e tornare. Albicocca. L'albicocca è indicata in caso di problemi dovuti alla carenza di vitamina A. È utile per prevenire l'eccesso di radicali liberi, che è alla base dei processi di invecchiamento e trasformazione cellulare, per aumentare così le difese immunitarie e stimolare l'appetito. L'albicocca inoltre è da sempre considerato un toccasana contro ristagni e gonfiori che ne conseguono, in quanto fonte ricchissima di potassio, che è il sale minerale drenante per eccellenza. Ultima ripetizione anche con l'altro braccio. E ritorno. Sempre per mobilizzare e attivare i muscoli addominali e dei fianchi, utilizziamo un movimento delle braccia per far ruotare tutto il corpo. In particolare proviamo, tenendo le braccia più o meno all'altezza delle spalle, ad allontanare una mano dal corpo mentre l'altra indietreggia, come se stessimo tirando un arco. Lo facciamo da un lato per poi invertire il movimento, cambia la mano che va in avanti mentre l'altra col gomito spinge indietro. Ecco che questo movimento delle mani, una in avanti e l'altra indietro, obbliga a ruotare tutto il tronco, perché le spalle seguiranno questo movimento. Infatti posso volgere il petto a lato, prima da una parte e poi dall'altra. Anche lo sguardo segue questo movimento. Piuttosto che guardare sempre fisso davanti a me, provo a guardare lateralmente. Anche questo qua è un esercizio in cui mi sto stiracchiando, allungo il più possibile una mano lontano dal corpo e l'altra col gomito invece va all'indietro. Per ruotare bene con le spalle ho bisogno di lavorare con la parete addominale. Ancora qualche movimento. E torno frontale, rilassando e sciogliendo un po' le spalle. Sempre per lavorare sulla mobilità, sempre utilizzando le spalle, proviamo a fare qualche poco utilizzato nella vita di tutti i giorni. Cercheremo infatti di portare una mano dietro la schiena e di spostarla lateralmente. Prima una mano e poi l'altra. Posso farlo con entrambe le mani contemporaneamente oppure un braccio alla volta. Si tratta quindi di allargare un pochino le braccia sui fianchi e poi, concentrandoci sulla mano che andrà dietro la schiena, portarla appunto dietro al corpo e farla uscire, farla spostare lateralmente dall'altro lato. Provo a girarmi, che magari si capisce meglio. La mano che si trova posteriormente cerca di allargarsi dall'altro lato del corpo. Non è un movimento facile, è difficile portare la mano dietro al corpo, però è un movimento che proviamo a fare proprio per sfidare un pochino la nostra mobilità, quella di tutti i giorni. Senza sforzare, senza sentire male alla spalla, semplicemente portando la mano dietro al corpo cerchiamo un pochino di sbucare quasi dall'altro lato. Ok,
vado a sciogliere, di nuovo riprendo posizione sciogliendo le spalle, rilasso che questi esercizi con le braccia alte sicuramente hanno influito sulla fatica all'altezza delle spalle, e inizio una serie di esercizi ora per la parte inferiore del corpo. Invito quindi chi fosse stato seduto fino adesso ad alzarsi per provare insieme questi esercizi che vanno fatti in piedi, con l'aiuto sempre di una sedia, di un supporto che ci viene appunto in aiuto nel caso in cui perdiamo l'equilibrio o ci sentiamo poco stabili. Possiamo iniziare a fare qualche piccolo passo, un piede alla volta in avanti, senza voler strafare, un piccolo passo con la gamba destra per poi tornare sul posto. Ripetiamo con la gamba sinistra. Ci sbilanciamo un pochino in avanti e poi si torna sul posto. Possiamo alternare senza fretta questo movimento con la gamba destra e con la gamba sinistra, e quindi camminiamo essenzialmente sul posto. Sapete che il primo obiettivo di questo esercizio è lavorare in equilibrio, quindi avere un buon controllo del nostro corpo, sentire che il piede quando appoggia è bello stabile, che tutta la pianta è a contatto con il pavimento. Secondariamente, se abbiamo un buon controllo e quindi ci sentiamo sicuri e in equilibrio in questo esercizio, possiamo provare a aumentare un pochino l'ampiezza del passo e lavorare di più sulla forza. Più allungo il passo, infatti, più saranno impegnati i miei muscoli delle gambe, sia nel portarmi in avanti e quindi sbilanciarmi verso il piede che avanza, sia nel poi farmi tornare indietro. Più allungo il passo, anche più poi posso piegare il ginocchio della gamba che si trova avanti. Quasi un modo strano di fare un inchino. Torno verticale, sciolgo un pochino la muscolatura delle gambe e delle caviglie facendo qualche passetto sul posto e ripeto lo stesso esercizio con delle aperture, questa volta laterali, per cui con l'aiuto di una sedia che adesso possiamo spostare davanti a noi per appoggiarci le mani, eseguo un passo aprendo da un lato per poi tornare sul posto e aprire dall'altro lato. Ogni volta che faccio il passo posso spostare il peso sopra il piede che si è allargato, piegando un pochino il ginocchio, e di nuovo, prima di tutto, ricerchiamo l'equilibrio in questo esercizio, cercando di essere stabili nello spostamento da un lato e anche nel ritorno, sia a destra che a sinistra. E secondariamente, se ci sentiamo stabili e se riusciamo a controllare bene il movimento, possiamo lavorare anche un pochino di più sulla forza andando a piegare il ginocchio della gamba che si allarga. Ecco che allora un bel passo ampio col ginocchio che si piega richiederà di nuovo uno sforzo muscolare per andare e scendere e anche per risalire e tornare sul posto. Ancora qualche movimento. Sempre senza fretta. E torniamo poi sul posto. Io alla fine di ogni esercizio sgranchisco un po' la muscolatura facendo qualche passettino sul posto. Proseguiamo con attenzione i nostri piedi, che sono movimenti che facciamo con gli arti inferiori, ma che, ve ne accorgerete, coinvolgono non solo i piedi e le gambe, ma anche il resto del corpo. Stando su una posizione verticale, sempre con l'aiuto di un supporto, se ne abbiamo bisogno, andiamo a fare una marcetta sul posto, quindi solleviamo
il piede, uno dei due, scegliete voi da che lato partire, da terra, sollevando anche oltre al piede il ginocchio e portandolo davanti al corpo. Scendiamo con un arto e saliamo con l'altro. Alterniamo quindi il movimento della gamba destra a quello della gamba sinistra. Senza fretta, portiamo su piede e ginocchio, sempre anteriormente. Non è necessario portare il ginocchio molto alto, è possibile anche alzarlo di qualche centimetro da terra, anche questo esercizio può essere sufficiente all'inizio. Per chi avesse una buona stabilità, invece può provare a sollevare un pochino di più il ginocchio portandolo su bello alto. Se non siete appoggiati a una sedia o a un supporto, muovere le mani come quando si cammina aiuta a mantenere l'equilibrio. Ginocchio sinistro, gamba destra in avanti e poi cambio. Ginocchio destro, mano sinistra in avanti. Così facendo aumentiamo anche l'impegno, sicuramente aumenta anche il ritmo del respiro, lo sentiamo, siamo un pochino più affaticati. Lavoriamo molto bene con l'equilibrio e stiamo iniziando a lavorare anche con la forza, non solo delle gambe, ma anche degli addominali. Mi fermo, riprendo stabilità, riprendo anche fiato. È normale quando iniziamo a muoverci di più sentire che ci viene un po' il fiatone, quindi i respiri diventano più frequenti. Sempre da una posizione stabile, se c'è bisogno con l'aiuto di un supporto, andiamo a sollevare di nuovo un piede alla volta da terra e questa volta però lo apriamo lateralmente, prima da un lato e poi dall'altro. La sedia è sempre più comoda averla davanti in questi esercizi perché lateralmente abbiamo bisogno di spazio. Di nuovo non serve avere fretta, possiamo prenderci tutto il tempo che ci serve per questo esercizio. Il primo obiettivo è essere bene in equilibrio. Ogni volta che appoggio il piede devo spostare il peso dall'altro lato e sollevare. Di nuovo è sufficiente un movimento anche breve, quindi sollevare di poco il piede da terra, per avere un effetto allenante, per sentire un po' di sforzo e far lavorare i nostri muscoli. Come al solito, per chi si sente un po' più in equilibrio e un po' più sicuro in questo esercizio, può sollevare di più il piede, aumentando così l'intensità. Ok, ci fermiamo di nuovo. Quando sollevavamo le ginocchia in avanti sentivamo probabilmente più la parte anteriore del corpo che lavorava. Adesso sicuramente sentiamo di più i fianchi, proprio qui a lato delle cosce. Concludiamo un po' questa serie di movimenti delle gambe portando adesso un piede alla volta posteriormente. Lo facciamo sempre con un'attenzione all'equilibrio, sollevando prima un piede e poi alzandolo dietro di noi e poi l'altro. Ricerchiamo come al solito la stabilità e poi iniziamo il movimento. Se abbiamo una sedia davanti ci aiuta molto a appoggiare le mani e più vogliamo sollevare la gamba posteriormente, più il corpo si fletterà in avanti. Come al solito cerchiamo un esercizio che sia consono alle nostre possibilità. Strafare tante volte non è nemmeno utile, quindi manteniamo un'ampiezza e una velocità che ci permettono di fare le nostre ripetizioni senza sentire del fastidio magari alla schiena, sui lombari, oppure perdendo l'equilibrio ancora peggio. Mi sposto lateralmente per completezza, la gamba è più o meno distesa, si solleva dietro al corpo, le spalle
avanzano seguendo un pochino il movimento. Se c'è bisogno di un supporto possiamo tenerlo davanti a noi, appoggiandoci le mani, ci garantisce una buona stabilità. Albicocca. L'albicocca è indicata in caso di problemi dovuti alla carenza di vitamina A. È utile per prevenire l'eccesso di radicali liberi, che è alla base dei processi di invecchiamento e trasformazione cellulare, per aumentare così le difese immunitarie e stimolare l'appetito. L'albicocca inoltre è da sempre considerato un toccasana contro ristagni e gonfiori che ne conseguono, in quanto fonte ricchissima di potassio, che è il sale minerale drenante per eccellenza. Ci concentriamo sul muscolo del polpaccio in particolare. Se avete una sedia è comodo averla davanti per appoggiarci le mani. L'esercizio in questione altro non è che provare con sempre un'attenzione all'equilibrio a spostarsi sulla punta dei piedi e spingere con le punte giù verso il basso, sollevando il tallone, e poi riaccompagnare il movimento andando giù. Toccato terra con i talloni, riprendiamo la stabilità e ripetiamo. Spingo su, vado in punta dei piedi e poi scendo. Controllo tanto la salita in questo movimento quanto la discesa. Non mi interessa infatti salire velocemente, fare un movimento brusco e tantomeno cadere sui talloni al ritorno. Cerco sempre di controllare sia la fase in cui spingo che quella in cui poi riscendo. Se riesco a fare un movimento lento è ancora meglio perché richiede più controllo. Andare in punta di piedi richiede anche molto equilibrio, quindi fate attenzione, anche solo spostare il peso in avanti e far sollevare leggermente i talloni potrebbe essere un ottimo esercizio per iniziare a lavorare soprattutto sull'equilibrio in una posizione più instabile. Se vi sentite ben stabili, comodi in questo esercizio, magari con l'aiuto di un supporto potete provare ad aumentarne l'intensità andando a spingere con le punte, quindi a sollevare entrambi i talloni. Ancora qualche spinta verso l'alto. E torniamo giù in appoggio, sgranchendo un pochino le gambe con qualche passetto sul posto. Ecco che abbiamo lavorato molto con la parte inferiore del corpo, abbiamo fatto qualche esercizio che, se fatto con un certo ritmo, è anche un esercizio da fiato, diciamo, perché ci impegna in grandi muscoli, ci impegna il movimento delle gambe, ma non solo, di tutto il corpo, e quindi richiede uno sforzo maggiore e questo ci provoca un po' di fiatone. Abbiamo lavorato anche con le spalle, con qualche esercizio che invece voleva essere un po' più ampio, quindi movimenti larghi per guadagnare spazio e essere più mobili. Questo ci aiuta a infilare una giacca, ci aiuta a raccogliere oggetti che si trovano molto in alto, per esempio, poi anche nella vita di tutti i giorni. Ora andiamo a vedere qualche esercizio invece di allungamento per concludere la nostra seduta e tornare a uno stato di riposo. Questi esercizi si possono fare tanto in piedi quanto poi volendo da seduti. Iniziamo di nuovo dalla parte alta del corpo, quindi lavoriamo sul collo e, sciogliendo le spalle, cercando di mantenerle il più rilassate possibile, allunghiamo la muscolatura del collo inclinando la testa prima da un lato, quindi lentamente scendo di lato, avvicino un pochino l'orecchio alla spalla, le spalle restano rilassate, e poi quando raggiungo una posizione di allungamento mi fermo e la mantengo. Nel frattempo mi ricordo di respirare, questo aiuta a rilassare la muscolatura, e cerco un allungamento qui sui muscoli laterali del collo che non sia fastidioso,
ma che sia funzionale, quindi che permetta con qualche respirazione al muscolo di rilassarsi. Per tornare mi posso anche aiutare con la mano a rispingere sulla testa, questo per non sforzare la stessa muscolatura che ho appena allungato, e ripeto dal lato opposto. Inclino, quindi scendo con la testa di lato, sento che si allunga il collo, questa volta dal lato opposto, e poi mantengo la posizione. Cerco una respirazione il più possibile naturale. L'importante è non andare in apnea, quindi non trattenere il fiato. E di nuovo mi posso aiutare con una mano per risalire e tornare su con il collo. Ogni tanto controllo che le spalle siano rilassate, che durante l'esercizio non si siano irrigidite, siano salite verso l'alto, quindi le sciolgo di nuovo e questa volta inclino la testa in avanti lasciando che il capo cada quasi anteriormente. Lo sguardo è giù, rivolto verso le punte dei piedi. Avviciniamo per quello che riusciamo il mento al petto e manteniamo la posizione. Sentiremo che si allungano i muscoli del collo posteriormente, quindi dietro al collo, e un pochino potrebbero allungarsi anche i muscoli della schiena nella parte più alta. Manteniamo anche qui una respirazione naturale e regolare. E per risalire possiamo aiutarci di nuovo con una mano. Sciogliamo un po' il collo, sciogliamo un po' le spalle e ripetiamo questi esercizi. Di nuovo, spalle rilassate, inclino la testa lateralmente. Scendo con l'orecchio verso la spalla, cerco l'allungamento dei muscoli laterali del collo e mantengo la posizione. Cerco di respirare naturalmente, conto 3, 4, anche 5 respirazioni. Più mantengo la posizione, più il muscolo ha tempo di rilassarsi, quindi più efficace diventa l'esercizio. E poi lentamente risalgo con la testa e inclino dall'altro lato. Spalle rilassate, testa inclinata, si allungano i muscoli laterali del collo e mantengo la posizione. Posso contare sempre 4-5 respirazioni. E risalgo lentamente con attenzione, se c'è bisogno con l'aiuto della mano. Ripeto anche l'esercizio in cui col collo guardo giù, prima verso il pavimento, poi tra le punte dei piedi, allungo il collo posteriormente e cerco per concludere di avvicinare il mento al petto. È una posizione un po' più scomoda, ma cerco comunque di respirare naturalmente. Magari mi sforzo un po', provo a fare un bel respiro profondo. E poi risalgo con il capo lentamente. Torno con lo sguardo frontale. Rilasso un po' le spalle, vado ad allungare i muscoli della spalla utilizzando il braccio. Uno alla volta, sollevo il braccio, lo porto davanti al corpo, più o meno con la mano all'altezza della spalla. Vado a incrociare come se stessi accompagnando una porta e con l'altra mano sostengo e spingo il gomito verso la spalla opposta. In questo modo metto in allungamento i muscoli della spalla qui dietro. Di nuovo mantengo la posizione, cercando una respirazione naturale, costante, anzi se serve qualche respiro un po' più profondo.
4-5 respirazioni e poi accompagno il braccio anche in discesa. Sciolgo la spalla e ripeto dall'altro lato. Braccio disteso, lo sollevo davanti al corpo, accompagno la porta, quindi incrocio con la mano, col braccio davanti al petto e poi mi aiuto sostenendo il gomito, lo spingo verso la spalla opposta. Porto in allungamento quindi la spalla, i muscoli della spalla e mantengo la posizione cercando una respirazione costante, naturale e gradualmente un rilassamento dei muscoli della spalla. Di nuovo accompagno il braccio durante la discesa. Vado a sgranchire le spalle e facciamo un altro esercizio sempre per la parte alta del corpo. Appoggio la mano sulla spalla e poi cerco di sollevare il gomito aiutandomi anche con l'altro arto. Lo porto su verso l'alto. Sentirò che si allunga tutta la parte anteriore in questo caso, quindi tutto il muscolo tricipite. L'altra mano aiuta a sostenere il peso, a mantenere la posizione che non deve essere per forza quella che sto mantenendo io adesso, può essere per qualcuno anche sufficiente avere il gomito un po' più basso. Quindi a seconda della possibilità di ognuno andiamo ad alzare il gomito, cerchiamo l'allungamento dei muscoli interni al braccio e poi manteniamo la posizione. Di nuovo cerchiamo una respirazione abbastanza costante, anche se anche questa posizione non è comodissima. E poi accompagniamo in discesa il gomito e il braccio. Andiamo a ripetere dall'altro lato. Appoggio la mano sulla spalla e aiutandomi con l'altra sollevo il gomito, lo porto verso l'alto finché non si allunga la muscolatura del braccio. L'altra mano può aiutarmi a mantenere la posizione. Quattro o 5 respirazioni complete in cui faccio entrare l'aria nei polmoni e poi la butto fuori. Sono sufficienti per allungare e fare un buon esercizio di stretching. Come al solito accompagno il movimento di ritorno anche in discesa in questo caso. Rilasso di nuovo le spalle, sgranchisco un po'. Riprendo la posizione, riprendo a essere rilassato. Con gli ultimi movimenti per il collo finisco i nostri esercizi di allungamento e concludiamo così anche la lezione di oggi. Io vi ringrazio come sempre per chi ci segue da casa, vi do appuntamento alla prossima puntata all'aperto questa volta. Ciao a tutti e ci vediamo presto.